In Sardegna, a circa 40 km a nord di Cagliari, in località Prano Sanguni, nel comune di San Basilio, è in fase di completamento un imponente impianto scientifico denominato SRT, Sardinia Radio Telescope. Un grande radiotelescopio, disegnato per applicazioni di radioastronomia, geodinamica e scienze spaziali, che si configura come una facility internazionale di altissimo profilo. Lo strumento che stiamo costruendo è un radiotelescopio, quindi uno strumento fatto per misurare i deboli segnali radio che provengono dal profondo universo. Oggi sappiamo che gli oggetti cosmici, le galassie, le pulsar, le quasar, i buchi neri, non solo emettono luce visibile, ma gli oggetti cosmici emettono anche onde elettromagnetiche in tutto lo spettro e quindi anche nella banda radio. E la banda radio fornisce informazioni preziosissime sulla fisica di questi oggetti e quindi sull'evoluzione di questi oggetti, sull'evoluzione dell'universo. Per il montaggio di questa complessa struttura meccanica sono state utilizzate per lo più maestranze locali, ma anche mezzi di sollevamento eccezionali provenienti dal nord Europa. Il progetto SRT è finanziato prevalentemente dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dall'Agenzia Spaziale Italiana e dalla Regione Autonoma della Sardegna. Il soggetto attuatore è l'Istituto Nazionale di Astrofisica attraverso 3 delle sue strutture di ricerca: l'Osservatorio Astronomico di Cagliari, la struttura di riferimento in Sardegna dell'Ente Nazionale, l'Istituto di Radioastronomia di Bologna, che costituisce il riferimento nazionale della radioastronomia in ambito europeo e internazionale, e l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri a Firenze. Il progetto ingegneristico è della società Vertex RSI di Santa Clara, negli Stati Uniti. Il prime contractor per la realizzazione della complessa struttura elettromeccanica è la società tedesca MT Mechatronics. MT Mechatronics is a specialized company acting worldwide in designing and constructing large radio telescope, high precision communication antennas and optical telescopes. La ditta locale che ha fornito maestranze e mezzi per le fasi di montaggio in sito è la ICOM di Cagliari. Questo che vedete è un progetto internazionale nel quale la ICOM si trova coinvolta da diversi anni ed è un progetto di un notevole livello standard tecnologico. Il nostro più grosso orgoglio è il fatto di aver coinvolto soltanto maestranze locali. Gli elementi metallici che costituiscono la struttura del radiotelescopio sono stati disegnati in Germania, costruiti in Egitto e trasportati in Sardegna. Per l'assemblaggio e per le operazioni di sollevamento è stata necessaria un'attenta progettazione e un grande lavoro interamente eseguito in cantiere. Abbiamo fatto circa 7.000 saldature sulla parte dell'antenna e 1 migliaio sulla lidata e la ruota d'elevazione. SRT, il Sardinia Radio Telescope, è uno strumento molto sofisticato, caratterizzato da dimensioni imponenti. La superficie della parabola ha un diametro di 64 metri, pari quasi a quella di un campo di calcio, ed è composta da 1000 pannelli d'alluminio, controllati da un complesso sistema di attuatori meccanici di precisione. Questa caratteristica permette di modificare la superficie dello specchio primario per compensare le deformazioni termiche e gravitazionali ed avere sempre la massima efficienza ad altissime frequenze radio. La grande area di raccolta della parabola è un fattore determinante di questo tipo di strumenti, in quanto consente la rivelazione di segnali radio estremamente deboli, come quelli provenienti dal profondo universo, e offre inoltre elevato potere risolutivo. Consente cioè di distinguere incredibili dettagli delle sorgenti cosmiche. Inoltre, questa caratteristica consente di utilizzare SRT anche per l'inseguimento delle sonde interplanetarie, un programma di interesse per l'Agenzia Spaziale Italiana nell'ambito dei suoi accordi con le agenzie spaziali di tutto il mondo. La parabola è stata assemblata a terra per le evidenti difficoltà che comporta il montaggio in quota di una struttura di così grandi dimensioni. Per posizionare la parabola sul suo supporto si è reso necessario l'utilizzo di una grande gru, una delle poche al mondo nel suo genere. L'incarico è stato conferito ad una società leader mondiale specializzata nel sollevamento e nel trasporto di carichi eccezionali.
thailandese specializzata nell'ingegneria del sollevamento e del grande trasporti eccezionali. Utilizziamo una gru da 1350 tonnellate che ha delle dimensioni molto particolari. Un cingolo è lungo 14 metri per una larghezza di 2 e un'altezza di 2,50 metri e pesa più di 71 tonnellate. In totale, per poter trasportare questa gru in questa configurazione ci sono voluti quasi 100 camion, quindi anche lo studio del percorso per poter raggiungere questa locazione è stato, valutato con notevole attenzione. Questa gru poi però è stata comunque costruita in maniera da poter essere trasportata, quindi tutto quanto che noi vediamo ha comunque degli agganci rapidi ed è stato possibile poi anche con gli spazi ristretti che ci dà il cantiere poterla assemblare per poter poi fare il sollevamento. Grazie ai sofisticati sistemi elettronici di controllo, la gru consente manovre micrometriche nonostante le imponenti dimensioni e il peso della parabola. That's I can see my winches. Very important that I don't go from one side to another side because you want the winches always go straight on the line. And yeah, I can see pretty much everything. Il sollevamento della parabola costituisce un evento di notevole importanza, sia per il peso del pezzo che andiamo a sollevare, sia per il volume. Stiamo parlando di una parabola da 64 metri di diametro con un peso molto consistente, 500 tonnellate. Per poterla sollevare in questo momento verrà agganciata con un sistema di funi al gancio principale. Sarà una prima fase di sollevamento ad una quota prossima al terreno. La fase successiva è la fase di traslazione su cingoli, durante la quale la grossa gru che sarà coinvolta nel sollevamento traslerà per circa 10 metri su un layout eseguito con del legname particolare. Poi ci sarà una fase di sollevamento fino alla quota finale di 70 metri, la rotazione finale che vedrà la parabola proiettarsi definitivamente sulla struttura e poi il posizionamento e il fissaggio finale. Per completare il tiro sono indispensabili condizioni meteorologiche favorevoli. Il vento, anche debole, e la pioggia renderebbero troppo rischiose le operazioni di sollevamento. Dopo settimane di perturbazioni atmosferiche che hanno reso problematici i lavori nel cantiere, si è aperta una finestra di bel tempo sul cantiere di Pranu Sanguni. Siamo nella fase conclusiva, stiamo saldando i golfari di sollevamento dove verranno attaccate le braghe della gru per fare il sollevamento dell'antenna e il posizionamento date sulla ruota d'elevazione. Si lavora alacremente per completare le ultime operazioni necessarie al posizionamento della grande parabola sulla struttura. All'alba si è pronti al tiro. In cantiere c'è molta tensione e allo stesso tempo molta eccitazione. È la prima volta al mondo che una parabola di queste dimensioni viene issata in quota con un unico tiro.
Grazie al tempo ottimale e alla totale assenza di vento, il tiro è stato completato in meno di un'ora. Immediatamente iniziano le operazioni di fissaggio della parabola sulla base di supporto del radiotelescopio. Installata la parabola, l'altezza della struttura raggiunge i 50 metri. L'operazione più spettacolare è conclusa. Resta da posizionare al centro della parabola il quadripode che sorregge la parte più importante del sistema. Il sofisticato sistema composto dal riflettore secondario e dai servosistemi minori. I'm here in the project for the measurements, the precise measurements, especially here on the subreflector you see here. We take the measurement with the photogrammetry system. That means we took a lot of pictures of the object and calculate in the software the 3D coordinates of each point. The next step is the mechanical engineers adjust the panels and bring it in a good shape. That means the surface is completely like a parabola, and that accuracy is necessary to reach a good quality on the signals we get from the Earth, from the space. That means the quality of the measurements is one important part of this project, because it gives you the performance of the telescope depends on the accuracy of my measurements. Here on the subreflector and later on the main reflector too. Anche il riflettore secondario con i suoi servosistemi minori è stato preassemblato sul quadripode a terra. Benché il quadripode pesi decisamente meno della parabola, il tiro presenta ugualmente delle oggettive difficoltà date dalle dimensioni e dalla deformabilità della struttura, che potrebbe creare serie difficoltà al momento del fissaggio sulla parabola. Ancora una volta, le condizioni meteorologiche ottimali hanno consentito di completare il tiro in anticipo rispetto al previsto. La tensione accumulata lascia spazio alla consapevolezza di aver segnato un punto importante per il completamento della struttura. Una volta installato il quadripode, con il riflettore secondario l'altezza della struttura raggiunge i 70 metri. Today, 30th of May, we completed a very important milestone for the radio telescope in Sardinia. Il grande radiotelescopio SRT è ormai pronto per essere messo in funzione. Si tratta di uno dei radiotelescopi più avanzati d'Europa e scienziati da tutto il mondo ne chiederanno l'utilizzo. Siamo certi che nei prossimi anni assisteremo a entusiasmanti scoperte sulla natura e l'origine dell'universo.